Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba, siamo arrivati al 30 di maggio, giornata calda. Oggi facciamo una rasatura dove abbiamo già preparato il montaggio. Il montaggio sarà Extra Cosmesi 2 novembre, cipresso, ambiente come sappiamo, elegiaco, profumo nero, si sprigionano oli, essenze, meraviglie, cipressoidi, mentre noi ci diamo una bagnata. Una bagnata che deve essere abbondante anche perché oggi andiamo in Proraso Verde, manco a dirlo, siamo sempre lì, insomma. Oggi l'armadione oggi è difficile, ispirandoci alla termoedicola, cercare di aprirlo trovando tra l'anta centrale e quelle di destra e di sinistra qualcosa da tirar fuori. Qua si sta già parlando al passato, purtroppo anche del movimento di Forza Italia. Voi avete letto, ci sono alcune iniziative che danno il leader, che grazie purtroppo, anzi, alla situazione di salute di Silvio Berlusconi, che non è favorevole, al San Raffaele c'è grande riservo, come tutti i grandi capi, non statisti, perché non è uno statista Berlusconi, ma comunque come i grandi capi di governo che nell'epoca hanno voluto crearsi un'aura mitica, costruendosi anche un cimitero. Voi sapete che a Villa San Martino ad Arcore c'è una tomba di famiglia disegnata da un amico architetto di Berlusconi, dove ci sono già tutti i loculi, compreso il suo. Ora io non voglio portare rogne, ma addirittura ho visto un'intervista fatta sul Tempo di Roma di Scaiola, Claudio Scaiola, che dice no, io non voglio fare un movimento contro Berlusconi, in realtà sono tutti pronti. Qua lo vediamo anche per... Dai, cominciamo a strappare. Questa è una pagina del Riformista di oggi, così cominciamo bene. Forza Italia era l'ultimo argine, la marea nera può travolgerci. Qua è il Riformista di Piero Sansonetti che scrive, io non ve lo leggo, è un articolo però di Gianluca Passarelli. Alto rischio, escludente, anti-UE, antiglobalista, xenofobo, il tandem Salvini-Meloni continua a promuovere con altri mezzi Dio, patria e famiglia. Si proclama difensore del popolo perché è cattolico borghese di pelle bianca. E il resto del paese? Si domanda il Riformista. Mentre, appunto, forse le cravatte tricolori sono nell'armadio dischiuso oggi dal profumo naftalinico della nostra Proraso Verde. E sono i tempi in cui nel 94 vennero fatti fuori tutti i partiti dell'arco costituzionale, il pentapartito, vi ricorderete il processo, Cusani, insomma, ecco, quindi tiriamo fuori un po' di storia ormai antica, perché dal 94 oggi sono passati, fate un po' voi i conti, insomma, un'era, no? Geologica. Quindi andiamo avanti, oggi ci raderemo con Ustworth, che sarebbe l'Iconics traslante, eccolo qua, cominciamo a presentare Uferru, che è questo qua, con le due aperture come ben sapete. Andiamo a mettere a fuoco la pregevole costruzione di questo manico fabbricato dagli amici di Rasoi Goodfellas nella Bergamasca, accoppiato una bella testa che era anche in offerta come testa impura, costava un po' meno del listino. In ogni caso pregevole costruzione che andiamo ad aprire mentre attendiamo che vengano fuori anche Fabrizio Cicchitto dall'armadio insieme alle cravatte, il kit del candidato e Umberto Bossi con la canottiera. Ce l'abbiamo duro, ve lo ricordate il celodurismo di quell'epoca? Trit ancora incartate, Trit Platinum Super Stainless, l'arancione che dona solarità a una giornata che di solare oggi non ha bisogno, perché se voi uscite nell'aere quieto del centro di Cecina non trovate nessuno perché sono tutti in spiaggia. Qua alcune iscrizioni per gli amanti dei codici a balle, anzi a barre, scusate, eccolo qua, open ear, e apriamo le pregevoli bustine che sono una per una, incartate una per una, come le sottilette Kraft, vi ricordate? Confezionate una per una. Chi se le ricorda? A testa in giù. Eccolo qua, questo è uno, envelope, piccola bustina, invernizzine, che bontà! È come la mucca Carolina, mentre Radio Radicale, che ha già fatto la replica alle 9:30 di Stampa e Regime, grazie alla voce di Marco Cappato, ci porta, dopo aver mostrato le classiche serigrafie ben fatte, quindi una lama ben presentata, un lavoro anche commercialmente costruito bene, andiamo a montare e a breve andremo a raderci, perché
le visualizzazioni sono crollate del 50% negli ultimi 7 giorni, evidentemente il mare, le salcicciate, insomma, il costume da bagno, porta via tempo alla lettura, giustamente è meglio che andare fuori che ascoltare uno come me che dice un sacco di fregnacce ogni domenica, quindi proprio per portarci avanti e tagliare un po' i tempi che sono la causa della rinuncia a vedere i miei video, andiamo avanti, bagniamo e col saluto all'amico Vincenzo che ieri mi ha salutato in viaggio verso la Lucania, bagno, all'amico Giuseppe, all'amico Fulvio, all'amico Davide che mi ha anticipato come sempre con grande tempismo il panorama sfascio a 5 stelle, questa è solamente la copertina di quello che leggeremo in questi 2 piccoli articoli. Andiamo a mostrare nella Fabergé la nostra 2 novembre già montata, buona, ottima, ho usato, anzi ho riempito di schiuma per il montaggio del nostro Semogoto 110, non si vede una resina bianca e un pennello in maiale, ottimo con questa crema, quindi Extra ha lavorato bene, grazie a Don Ciniello e complimenti per le tue iniziative e ancora tanti auguri per i tuoi anni. Andiamo avanti, e maiale ottimo come attrezzo di lavoro su questo tipo di crema che va spiaccicata sul fondo, questa crema scura che la vedete, ottima, dove l'olio di Neem e il cipresso si sentono in maniera assolutamente roboante e tonante. Ci prepariamo in una carducciana rasatura il 30 di maggio. Io vi immagino già un po' in coda, io l'altro giorno ho impiegato 6 ore a rientrare a casa dal nord, quando normalmente ce ne metto circa 4, anche per un incidente nel tratto che vi auguro di non dover percorrere, o che se voleste percorrere vi consiglio di non farlo, che il tratto dell'autostrada Genova-Rosignano, che tra Genova Est e La Spezia sono 50 km, è tutto su una corsia. Hanno alleggerito i ponti, lavorano poco nelle gallerie, sostanzialmente evitano che i ponti vengano sovraccaricati dal traffico, quindi voi immaginate il traffico del venerdì col ponte del 2 giugno, quindi le Madonne che ho tirato sotto una galleria nei pressi di Carrodano, io non ve le racconto, se no vengo poi chiaramente cassato, il mio canale Andrea Reali Domenica Che Barba verrebbe prontamente cancellato, con tutti i suoi contenuti, sapete tutti i miei video sono tutti lì, non duplico, quindi sono nelle mani delle major, nei server di YouTube che confermano unici in copie originali le mie rasature, quindi dopo già una preparazione che ritengo, per non sottrarvi troppo tempo, sufficiente a preparare questa rasatura che come sempre si è svolta malamente a Torino con un rasoiaccio venerdì, mi predispone al trancio della barba, quindi noi per evitare che l'aria calda si possa, le dita nel ciuffo qua sono fantastiche, se muovo il maiale qua mi lavora molto bene, quindi così pompeianamente. Abbiamo anche un omaggio a Carlo, eccolo qua, Corriere del Mezzogiorno della Campania, vaccina i maturandi al via martedì, io ho 54 anni, mi vaccinerò il 15 di giugno qua a Cecina. Qua in Campania, nuova fase, costiera e isole riaprono a grandi alberghi. Da ieri sera le adesioni sulla piattaforma regionale per circa 75.000 studenti dai 17 ai 20 anni. Complimenti Carlo, complimenti alla tua città e all'operatività, all'operosità campana, non a questa mollezza di cui mi parlavi in una conversazione di 7 giorni fa. Io direi che possiamo raderci. Oggi abbiamo alcune prime pagine, come vedete nel termoarredo, così per dare una panoramica, perché i giornali per leggere all'interno, sì, abbiamo il Foglio di Cerasa che vale la pena di essere analizzato. Nella parte più aperta noi andiamo ad aggredire, senza rovinare le basette che mi ha tagliato Davide ieri alla barberia La Nazionale Stile di Cecina, precisamente San Pietro in Palazzi, dove mi sono recato per il taglio dei capelli.
Beh, la Trit qua lavora onestamente, bene, 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 bene. E dopo avere rapidamente, io uso sempre solo un lato perché sapete che l'altro è molto meno esposto. Se io tentassi, senza rovinare il taglio, ecco, utilizzare la stessa lama, ho una rasatura meno profonda, visto che il primo passaggio quantomeno deve essere più efficiente. Bene, saluti anche al Monco, che leggo e vedo sempre volentieri con le sue istruzioni sui montaggi delle creme, sul canale Gentleman Style. Montefeltro Wet Shaving, rasatura tradizionale francescana, e il gruppo assortito di Elisabeth Occhi, i rasatori ciotolari pogono-autonomici, il nome che dovessi trasferirlo a qualcuno per dirgli vai a visitarlo non me lo ricorderai, in realtà è così. Comunque voi cercate Elisabeth Occhi, non sbagliate. Lettura, primo passaggio, via, via, semplice, semplice, come le cose che cominciano, tirare calci ad un barattolo, ve lo ricordate Gianni Toni, qua era il 74. Bene, bacino di Maturandi, riprendiamo Corriere del Mezzogiorno, ridiamo, cioè questo è l'inserto meridionale campano del Corrierone della Sera. Ovviamente non vivrebbe autonomamente un giornale finanziato oggi con i contributi dell'editoria, se non in seno alle grandi medie. Ma io rido perché oltre che sapere che Zurzolo e De Giovanni sul mare insomma saranno a suonare, Rino Zurzolo che saluto, grande percussionista, abbiamo la rubrica Tacchia Spiel by Odette. Cosa scrive sulla prima pagina del Corriere locale, il Corriere nella sua redazione di Napoli? Corre voce che due signore che hanno condiviso percorso scolastico a Santa Dorotea e vacanze insieme con mariti e figli abbiano ferocemente litigato. Motivo del contendere i cani. Li portavano a spasso insieme facendo coincidere walking ed esigenze dei due quattro zampe. Peccato che il Jack Russell di una abbia azzannato il giovanissimo bracco dell'altra. Accuse reciproche, insulti e soprattutto commenti acidi ad alta voce sull'infedeltà che si sono confessate negli anni. Il tutto ai tavolini di un bar di via Orazio. E l'eco delle corna urlate vista mare è arrivata alle orecchie dei due mariti che fino ad ora avevano scelto di ignorare fatti dei quali erano molto ben informati. Ma ora fingere di non sapere non si può più. Pensa te a che succede. Questa è la stampa locale che poi riprenderemo anche, non so, il tempo, prendiamo il Tempo di Roma, no? Ronaldo chi? Guardate qua, Mourinho. Ronaldo chi? Prima pagina, cacciarona sportiva, ma non entro nel merito. Un cane spaventa il governo. Uno pensa all'Eni, il cane a 6 zampe, no. Querelle, brividi al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio davanti a una causa animale. Per errore Conte Giuseppe, l'ex Presidente del Consiglio, aveva chiuso gli esercizi di toilette a 4 zampe, aprendo invece ai parrucchieri. Chiesto oggi così un risarcimento e a Palazzo Chigi si è scaricato sul Comitato Tecnico Scientifico, ma i prof. Lo sbaglio è vostro, così apre il Tempo e poi essendo un giornale romano abbiamo un interessante articolo nell'interno, che se volete approfondire, ma insomma, Alverano, loculi usati come depositi. Alverano è il cimitero di Roma. Quindi abbiamo i loculi usati come tombe per scaricare materiali. Beh, andiamo avanti, cominciamo a fare il secondo passaggio. Anche perché è ben vero che, insomma, il dono della sintesi. Ecco qua, riprendiamo qua, c'è moltissima crema ancora, tanta possibilità di portarci verso la seconda preparazione del viso. Possiamo magari bagnare un po', cosa dite? Per catturare un pochino di più sul fondo, perché si è un po' spogliato il mio maiale, ecco, diciamo questo. Un maiale svestito, e allora bisogna pescare, visto che ce n'è sul fondo ancora una buona parte, di schiuma per preparare il secondo passaggio, sempre con il nostro Iconic 3, dove il profumo dei cipressi bolgheresi si sparge dentro il bagno del Palazzo Fiorito
oggi domenica 30. Saluto il nostro nuovo amico di Cecina, che è un rasatore, Marco, correggimi se sbaglio, un po' di amici che ci sono iscritti mi hanno fatto molto piacere, ecco, poi essendo un vicino di casa, diciamo, ecco, io sono torinese, ma insomma lui è cecinese ragionevolmente molto più di me, può condividere le scempiaggini che vengono, come si può dire, messe in atto spesso da questa amministrazione. E poi parleremo anche di Livorno e dintorni, della zona di Santa Croce, perché sul panorama c'è un approfondimento che chiama in causa questa provincia. Mi sono completamente riempito il microfono del mio Zoom, registratore audio di schiuma, adesso dovrò pulirlo, se no non si sente più una fava, quindi mi dovrete scusare mentre la seconda stesa di crema prepara a un contropelo radioso. Allora, vediamo di evitare una delle brutte situazioni in cui ci si può trovare, proprio questa, in cui il microfono viene completamente riempito, nonché la maglietta, ma quella mi preoccupa un po' meno. Bene, contropelo. Diamo ancora un passaggio proprio per prepararci in maniera adeguata. Bene, sciacquiamo le mani, devono essere sempre pulite le mani, anche se i manici sono studiati per un'ottima presa, come vedete una zigrinatura molto sicura, e andiamo in contropelo. Passiamo sul lato aperto, un suono molto delicato della trite, intanto giriamo e proviamo entrambi i lati. Zona baffi, ottimo connubio, e continuo a non trovare le Feder sul sito del mio fornitore preferito, di cui non faccio pubblicità, ma un giorno le proverò. Le trite non sono così ingenue, non sono lame da spiaggia. Bene. E sempre questa è la parte più critica, non solo più delicata, ma dove la barba che esce più irsuta sulla curva del mento, che poi rientra verso il labbro inferiore. E in effetti il passaggio delle mani tradisce ancora forti presenze, poi provo a fare anche una passata più delicata. Bene, prima di andare in obliquo, allora portiamoci avanti, cerchiamo di precorrere un po' i tempi. Qua sono ancora completamente inondato di schiuma. Bene, perché Corriere di Viterbo? Corriere di Viterbo questo di venerdì. Prima pagina Corriere, edizione locale, no? Allora, con cosa apre? A Orte 2 Frecciarossa al giorno. Che tu dici, chi se ne frega? Allora, intanto Orte, che è un posto meraviglioso. Se volete andare a Milano e volete svegliarvi presto, dal 13 di giugno abbiamo un treno per Milano alle 6:41 e un altro di ritorno alle 22:20. No? Poi abbiamo la foto di un disastro a Oriolo Romano, sempre nella zona di Viterbo, un incidente, ha ucciso un ragazzo di Federico Gentili, una vittima di 29 anni, che viene messa in prima pagina. Dopo 2 giorni, cioè oggi, è passato il sabato e la domenica, il Corriere di Viterbo e della provincia, che è sempre qui, questa è la pagina di oggi, oltre che è partita una molletta, oltre che Scapigliati condannati a risarcire l'erario. Chi è Scapigliati? Abbiamo la foto del feretro di Federico Gentili ancora in prima pagina, ancora a monopolizzare l'impianto grafico di un giornale locale agricolo, no? Dell'Italia centrale, no? E poi vediamo chi è sto Scapigliati, perché se ha l'onore della cronaca vuol dire che ha fatto qualcosa di grosso. È un funzionario, ex funzionario comunale, denaro non giustificato sul suo conto ed è stato arrestato per corruzione. E cosa ha detto, signor Scapigliati? Aveva detto di averlo vinto al casino.
Poi non ci crederete, no? Questo ha rubato dei soldi al comune e l'hanno vinto al casino, come se non fosse possibile verificarlo. Quindi questa è l'ingenuità, un po' da Pecorino, un po' da Vini Rosati, un po' da posti sul lago di Bolsena, no? Dove si possono nei bar trovare queste cosine, e andare a leggere scandalizzandosi ancora. Magari quello Scapigliati lo conoscevano tutti, magari era uno che non aveva neanche i capelli, si chiamava Scapigliati. Quindi andiamo a fare il terzo passaggio, o se no forse è meglio che prendiamo in mano un giornale un po' più pastoso. Oggi gran bel contenuto per il Foglio di Claudio Cerasa, che vuol dire ciliegia. O tempo de Cerasa e già farnut, donna Concetta. Carlo, dimmi se ho pronunciato bene. E Claudio Cerasa, che vuol dire ciliegia, per i più distratti firma spesso con una ciliegia. Eccolo qua. Dove? Qua. Eccola, ve la faccio vedere da vicino. Questa è la ciliegia con cui Claudio Cerasa, direttore del Foglio, il laboratorio dell'antipopulismo. E quindi firma un articolo in prima pagina e abbiamo anche sberle all'immobilismo. E qua abbiamo Mario Draghi che non scherza. La pazienza di Draghi ha una misura, questo è il Foglio. E la prova che, come diceva Totò, ogni limite ha una pazienza. È quella di Mario Draghi, del governo che deve spendere 210 miliardi di euro entro il 2026, ha una misura. E sono 15 giorni. Avete capito bene? Entro 15 giorni, quindi, le amministrazioni devono adottare i provvedimenti del recovery per evitare non tanto e non solo di essere commissariate, ma per non indossare le orecchie d'asino. Quindi questo è lo sberla all'immobilismo, bene per un'Italia addormentata, mollemente adagiata sugli stipendi fissi, e all'interno, al di là di alcune cose simpatiche, cinghiale bianco e cinghiali neri, qua in onore a Franco Battiato, no? Quello di Battiato e quello della Raggi sono i due cinghiali, animale spirituale o impuro, ritratto di un mammifero diventato domestico, Roma ne è invasa. Questo è un bel bianconero, buono già per la lapide, di Enrico Letta, che si è preso il mal di pancia di tornare da Parigi, di rinunciare a un bello stipendio per occuparsi delle venerate correnti del suo partito, ovviamente non ve lo leggerò. E qua andiamo a puntare su Cairo, tra le dune. Anche qui abbiamo un personaggio, presidente del Torino, un grande investitore che si era comprato. Dunque, chi è Urbano Cairo? Per i non granata, non torinesi, ma molti lo conoscerete. Questo è un articolo a firma di Stefano Cingolani, bravo giornalista del Foglio. Riuscirà Urbano Cairo a ripagare il fondo americano Blackstone, consolidare il Corriere della Sera, portare in pareggio la 7 e, ultimo ma non per importanza, tenere il Torino in Serie A? Mica roba da poco, E Blackstone, il fondo che ha in mano il Corriere della Sera. Dopo il frullatore di Mani Pulite, Cairo era entrato in RCS, proprietario del Corriere, nel 2013, comprando per 16 milioni di euro una quota del 2,8%, sono mica cotiche. Nel 2003 nasce quindi la Cairo Communication, che si lancia nella stampa popolare. 10 anni dopo arriva la 7, acquistata da Telecom. Ci rendiamo conto? Il 17 maggio scorso, qua siamo a ieri, la Camera arbitrale dà torto a Cairo. Ora la debacle giudiziaria accentua i malumori e allarma i creditori. C'è una variabile politica da tenere d'occhio. Il ciclo populista si è chiuso. Con Mario Draghi le fanfare non entrano e non escono più dal palazzo. Quindi se volete approfondire, siete già in spiaggia sulla vostra sdraietta di plastica, la poltroncina, e comprate il Foglio, se trovate un edicolante ancora aperto a quest'ora, anche perché l'interno, il paginone centrale, che non è Lilli Carati su Excelsior, ma è l'interno del Foglio quotidiano di oggi, Berlusconi e Draghi, due stili diversi. Il salesiano ti seduce, ma il carisma del gesuita ti conquista. Questo è il salesiano e questo è il gesuita, no? Il Berlusconi salesiano, con dietro una bella salesiana. Impossibile pensare al cavaliere adolescente assorto nella meditazione dei peccati o dell'ex capo della BCE, eccolo qua, nel campetto dell'oratorio. I metodi di Don Bosco e Ignazio di Loyola, lontani ma complementari. Quindi ci sono un vecchio detto della Chiesa, questo è interessante, ripreso nell'articolo di Francesco Palmieri, dice: ci sono solo due cose che Dio non sa: che cosa hanno in testa i gesuiti e dove prendono i soldi i salesiani. E questa è una domanda importante prima dell'aperitivo, dello spritz, di quello che poi vi stordirà per tutto il pomeriggio, perché poi
Oggi chiaramente è un gran bell'articolo sul Foglietto che arriva gratis in preview sul cellulare, c'è un bell'articolo invece di Giuliano Ferrara, ex direttore del Foglio, dove parlava dei matrimoni in campagna con lo stesso sole, gli stessi baci, lo stesso amore di prima, un paese ritrovato, viva l'Italia. E anche il generale Figliuolo, bisogna dire, onora la penna, non posso dire altro che cospargermi il capo di cena, genuflettermi, genuflessione, 500 milioni di vaccini al giorno, sei diventato mister vaccino, grazie. Il generale degli Alpini, ti batto un po' di stecca perché la naia l'ho fatta anch'io e il vaccino però non me lo sono ancora fatto. Quindi grazie comunque, scherzi a parte, per il tuo operato, per le tue tende e per la tua capacità organizzativa. Bene, io non andrei oltre con il Foglio quotidiano, tengo la lettura approfondita del panorama dopo il terzo passaggio che presuppone una immissione di acqua in viso che dopo 2 passaggi di Trit Platinum, devo dire obiettivamente, Fabergé, ancora diverso prodotto, quelle ultime gocce d'acqua che hanno provocato l'esplosione della crema che mi ha riempito tutta la maglia, non la dovrò ripetere, probabilmente era già alla giusta consistenza, come infatti in questo momento la nostra crema da rasatura in abbinamento con il nostro Semog 820 maiale per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, o come diceva Mike Bongiorno, per chi avesse aperto solo adesso la televisione. E vi immaginate tutti col cacciavite che svitano i pannelli di quei televisori a colori del 1982, le prime TV a colori, credo che fossero 80, di quegli anni lì. Quando avete comprato la vostra prima TV a colore? A me la regalò, la comprò mio papà per 1,5 milioni di lire, che era una cifra allucinante, un Fonola, che, lascio solo a voi l'emozione. Voi ricordate il primo momento in cui avete visto il carosello e la Carmencita diventare colorate così come il confetto Falqui e i laboratori Marco Antonetto, piuttosto che l'ippopotamo, il pippopotamo azzurro che da grigio diventerà appunto azzurro, cioè è stato un momento in cui la nostra generazione ha capito che c'era tutto un altro mondo, dietro il tubo catodico c'era un grandissimo mercato dell'immagine che già dagli Stati Uniti, dove la TV a colori c'era dagli anni 70, cominciava a invadere le nostre contrade e a rincoglionire progressivamente le generazioni che davanti a questi mostri tubi catodici che sputavano e vomitavano ogni genere di nefandezza, ma mai nefanda come quella che vomitano oggi le nostre televisioni piatte, e che però consisteva appunto nel calamitare l'attenzione delle famiglie dentro i salotti, anche perché in quegli anni c'era ben poco da fare. Senza la rete la gente guardava Sandokan. Cosa guardavate quando avevate 8 anni? Bene, io avevo 8 anni nel 70. No, cosa dico? Nel 64. Allora, contropelo, obliquo. Sto dando i numeri stamattina, Stavo pensando che avevo 8 anni nel 74, sì, è così. Sono un po' arrugginito, e mentre il contropelo della nostra Trit non trova grande resistenza nei suoi passaggi, ma abbastanza da tagliarmi, come qui. Andateci piano, senza fretta, non fate come me. Se a un certo punto la rasatura comincia a correre, manco avessi da prendere il treno. Quello di Orte, poi partire alle 6:40, partite poi non sono a Orte, quindi... Un po' di musica dolce, la radio radicale. Si parla di religione. La rassegna stampa delle Afriche è passata da un pezzo, ma di Africa parleremo nell'articolo di Panorama, poi in onore di chi ha chiesto anche qualche tocco di politica internazionale, senza parlare di geopolitiche, di assetti troppo lontani, obiettivamente, da quelli che sono i pensieri di un cittadino qualunque la domenica. Io, considerando il terzo passaggio concluso,
Vado a sciacquare con acqua fredda. Che fredda non è. Bene, mentre con l'asciugamano tamponiamo e andiamo a lasciamo asciugare e senza, anzi, tamponare troppo, così approfitto, come sapete, dell'aria, perché mi voglio ricavare nel panorama di cui trascuro la vicenda 5 Stelle perché nauseabonda. Eccolo qua, Toscana Connection, guardate qua, Lucca, Livorno, Pisa. Qua Carmine Gazzanni e Flavia Piccini a 4 mani scrivono questo articolo sugli scarti pericolosi delle concerie. Cominciamo. Negli anni 90 vivevo tra Livorno e Pisa. Si stava bene, facevamo grandi affari per la realizzazione di strade, bretelle e superstrade e molto spesso entravamo a stretto contatto anche con le istituzioni pubbliche. A parlare in esclusiva con Panorama è Luigi Bonaventura, ex boss di 'Ndrangheta e oggi noto collaboratore di giustizia. Cosa è successo? Dalle carte della procura emergono pesanti accuse nei confronti dell'associazione Conciatore di Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, che lavora pelli per l'alta moda italiana. Si tratta di un distretto che conta 500 aziende, 6.500 occupati e fatturati complessivi da oltre 2 miliardi di euro. Secondo l'accusa non sarebbero stati tracciati ogni anno in entrata 80.000 tonnellate di rifiuti e in uscita oltre 200.000, quindi rifiuti che non venivano catalogati come pericolosi, che sfuggivano al controllo delle regole che esistono in questo paese contro l'inquinamento. Quindi residui usati da alcune aziende legate all''Ndrangheta anche come materiale per la realizzazione di strade e nella fattispecie la strada regionale 419 nel lotto che collega Empoli a Castelfiorentino, centri commerciali, lottizzazioni diverse e compreso il centro sportivo della Fiorentina in costruzione a Bagno a Ripoli. Questa è l'infiltrazione delle famiglie delle cosche dell''Ndrangheta in Toscana. Uno degli indagati è Francesco Le Rose, indicato come imprenditore a disposizione della cosca Grande Aracri, quindi avevano messo delle persone, avevano coltivato gli imprenditori locali per fare affari con loro, assieme alla moglie e al figlio, perché questo si è fatto anche lui mancare niente, forse cercava lavoro al figlio, fa bene, commenta, ma fare affari con i picciotti ma non c'è mica problema. In stretto contatto con gli affiliati alla cosca. Il fenomeno criminale fa ancora più scalpore perché lambisce le stanze del potere. A essere indagati non per reati connessi all'associazione mafiosa, ma più prosaicamente per corruzione, sono anche 2 personalità di spicco del PD. Ledo Gori, eccolo qua, guardate, come ridevano, guardalo lì, Ledo Gori, che bella camicia bianca, con la maglia della salute. Il quale non è indagato Ledo Gori, capo di gabinetto prima del presidente della regione Enrico Rossi e poi riconfermato da Eugenio Giani, il quale non è indagato, va detto, e che l'ha sollevato dall'incarico dopo l'inchiesta, e Andrea Pieroni, consigliere regionale ed ex presidente della provincia di Pisa. Veniva formulata la promessa a Ledo Gori, sempre questo della maglia della salute, di utilità di carriera, promessa accettata dal Gori in cambio della sua totale disponibilità ad assecondare le richieste dei vertici del sodalizio criminoso in materia ambientale. Pieroni invece è indagato perché avrebbe presentato nella scorsa legislatura regionale un emendamento in materia di scarichi ed autorizzazioni ambientali del quale non conosceva il contenuto tecnico dietro la promessa di 2-3 mila euro, da erogarsi in concomitanza con la campagna elettorale delle regionali del 2020, quindi voto di scambio. Chi era il presidente del consiglio regionale del tempo? Era lui, nonno Giani, Eugenio Giani, guardalo qua, l'uomo degli aperitivi, governatore della Toscana, fantastico. Fantastico, Eugenio Giani, ed è proprio Giani che secondo una denuncia di Fratelli d'Italia dovrebbe chiarire un altro aspetto. L'associazione Conciatori, infatti, risulta il secondo maggior finanziatore con 8.000 euro proprio della sua campagna elettorale.
Chiariamo, no? Vediamo di capire da dove arrivano i soldi che finanziano le campagne elettorali dei candidati. Gianni, non prendere, mettere in tasca e far finta, perché prima o poi ti chiappano, cioè vai molto lontano, E però sei ancora lì e fa ancora il governatore. La retata delle scorse settimane è solo l'ultimo tassello di un interesse crescente della criminalità in Toscana, profondamente toccato dalle mafie, e infatti il porto di Livorno, siamo in provincia di Livorno, Cecina, volevo ricordarvi per chi osserva il territorio e le abitudini degli autoctoni a fare una vita da signori senza fare un cazzo dal mattino alla sera. Va bene. Crocevia del narcotraffico internazionale gestito ancora una volta dai Gallace, cosca di Calabresi. Non solo, diverse operazioni hanno dimostrato che 'ndrangheta, albanesi, ma anche altre organizzazioni criminali utilizzano lo scalo livornese come alternativa privilegiata ad altri porti come Genova e Gioia Tauro. Quindi il tenore di vita in una città che dorme 10 mesi l'anno e lavora 2 mesi a servire 2 aperitivi avrà un motivo. Tiga al sud, va in giro con delle Audi che costano 70.000 euro, costruiscono case, ristrutturano villette, il bonus, va bene, c'è anche quello, insomma. Con quali soldi? Con i soldi che arrivano da proventi di altre attività, perché tu a vendere i crostini, no? E a fare, sì, magari fai anche la ciccia in buoni ristoranti della zona, ma non puoi diventare ricco in uno stato predone che ti porta via tutto. Quindi vuol dire che integri con risorse aggiuntive. Qua ormai è asciutto, quindi visto che l'aria è prettamente marina, noi andiamo col Sea Citrus, non l'ho ancora finito, è sempre noi andiamo a scuoterlo, perché dobbiamo emulsionare questa meraviglia che è un mix di limone, onde di mare, di spruzzi, e con la raccomandazione, qua abbiamo le iscrizioni anch'esse rovinate dalla parte alcolica sbrodolata nel becuccio, quindi i nostri amici di Rasoi Godfellas, mentre diamo uno schiaffo, anche loro si diano 2 schiaffettini e inventino una confezione serigrafata un po' più ricca, che eviti che quando uno nello scaffale tiene dopo un po' non sappia più cosa si mette in faccia, perché l'inchiostro offset usato per queste etichette, che magari non è offset, mi perdonino i puristi, viene sciolto dalle profusioni di prodotto che, essendo così buono, uno continua a mettersi in faccia senza ritegno e ovviamente sbrodola. In ogni caso una grande esperienza. Qua volete andare all'isola di Troia, poi rinominata Isola dello Sparviero, davanti a Follonica, dove c'era un ufficio dell'aeronautica militare ai tempi di Balbo, che rinominò l'isola perché non gli piaceva chiamarla così. Ecco, voi avete magari un molo a disposizione davanti a Puntala e con questo profumo vi presentate su questo sasso sul mare e, sentendo qualcuno nei dintorni che si avvicina e vi chiede: ho sentito un profumo incredibile, che cos'è? È una pianta marina? È qualcosa che si coltiva nei fondali del Tirreno? No, è Sea Citrus, uno schiaffo di mare per una bellissima domenica. Ma prima di finire, qua vi ho promesso che c'era un focus, mentre immaginiamo mari lontani e ambienti estivi, abbiamo il focus sull'Africa. Questo, poi non avete molta propensione, il dossier, qua, vecchi re e nuovi colonizzatori, qua vedete alcuni capi dei governi nell'Africa. E perché si parla di Africa nel dossier? Questa è la terza puntata, Qua si parla dell'Africa subsahariana, dove è particolarmente difficile la strada verso la democrazia compiuta, te pareva. Fausto Biloslavo scrive questo interessante articolo. La nuova colonizzazione dell'Africa è il debito di 400 miliardi di dollari per un terzo in mano ai cinesi. Non è un caso che la società cinese State Grid, qua vado avanti ovviamente salto, abbia acquisito una quota di 1,8 miliardi della compagnia elettrica di Stato in cambio di una minima cancellazione del debito con Pechino. Dal 2000 Pechino ha prestato circa 150 miliardi di dollari a 56 nazioni africane. In questi primi 60 anni di indipendenza hanno diversificato i loro partner, che non sono più soltanto le ex potenze coloniali, ma nuovi attori dello scenario globale come appunto Cina, Brasile, Turchia, India e Stati del Golfo. Pechino ha investito su 30.000 chilometri di autostrade, 85 milioni di tonnellate all'anno di attività portuali,
e si scuote la maracas, e nella produzione di 20.000 megawatt di energia. Si stanno comprando l'Africa, ma questo lo si sa da 4 anni, 5 anni. Quanti di voi ragionano su queste cose? Ma pensano, magari devo andare in vacanza, hai prenotato, la cambiamo o no la macchina, dobbiamo cambiare non l'armadio, la cucina. Meno male che c'è, grappeggia, mentre in Africa. Il risultato è che nel 2019 Ghana, Sudafrica, Egitto, Costa d'Avorio e Nigeria erano i maggiori debitori di Pechino assieme a Djibouti, Congo, Etiopia, Kenya, Zimbabwe, Zambia e Angola. I cinesi hanno in mano il debito di tutti questi paesi che sono ricchissimi di risorse naturali. Perché hanno investito lì i cinesi? Sono mica picciu, cioè. Dopo la cancellazione del debito degli inizi del 2000, l'Africa è tornata a indebitarsi svendendo come garanzia gli asset strategici del continente. Qua abbiamo il presidente del Ruanda che si chiama niente po' di meno che Paul Kagame, 63 anni, al potere dal 1994. Che in effetti una faccia un po' schifata, Kagame. Del resto, insomma, non è molto contento, però insomma. Andando avanti a bomba, in chiusura, i cinesi hanno gioco facile, prestano soldi e chiedono in garanzia infrastrutture come il porto di Mombasa. Cioè, voi immaginate come li strangolano questi africani. Al contrario, l'approccio europeo in Africa fa burocrazia politicamente corretto, è un disastro, ma lo sappiamo bene. Poi si parla della posizione dell'Italia, Biloslavo non abbandona la possibilità di parlare del nostro paese. La Commissione europea ha lanciato nel marzo dello scorso anno un mega piano strategico per l'Africa da 222 miliardi di dollari. Per quanto ci riguarda, la Farnesina ha varato la prima strategia a 360 gradi dai tempi del Bengodi della cooperazione degli anni Ottanta. Al vertice di Parigi, qui si parla di altre potenze ex-coloniali, del 18 maggio, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto 100 miliardi di dollari al continente dal Fondo Monetario Internazionale e vaccinazioni anti-Covid a tappeto appoggiato dal premier Draghi. Quindi Draghi è in ottimi rapporti con gli altri capi di Stato europei ex-colonialisti. Dal 1990 al 2019, quindi stiamo parlando di circa 20 anni, circa 30 anni, scusate, ben 42 presidenti di 31 stati africani hanno completato legalmente il loro mandato, ma poi si sono fatti da parte solo nel 53% dei casi, cioè non molla la cadrega, anche loro, ci vogliono continuare a fare gli imperatori. Gli altri hanno riscritto la Costituzione e allungato a dismisura i limiti dei mandati, come Yoweri Museveni in Uganda in potere dal 1986, Paul Biya in Camerun dal 1982, 40 anni fa, e Paul Kagame in Ruanda dal 1994. Paul sei lì che occupi questi posti anche in Ruanda, cambia paese, non dica andare in Burundi, spostati, non so, vai in Somalia, nel Corno d'Africa, cioè non stare sempre inchiodato lì, sembri Fanfani, ma sembri Forlani, ma siamo tutti lo stesso, sempre nella stessa situazione. E in certi casi i mandati dei capi di Stato africani diventano addirittura eterni. Quindi io in questa rapida lettura vi saluto, vi ringrazio, vi lascio le vostre code di rientro, no, ma godetevi fino all'ultimo momento della spiaggia del mare, della ritrovata libertà, e vi aspetto sul mio canale Andrea Reali e nelle puntate di domenica. Che barba, ciao!